questo progetto, di questo settore, e mi sono reso conto che la Regione Veneto ha un straordinario patrimonio naturalistico, quasi il 22% del territorio. Credo che sia una delle regioni, da questo punto di vista, prime in Italia e forse anche in Europa. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lanciarla questa realtà. Oggi in Regione del Veneto sono 5 i parchi, ma già ho messo in programma di farne altri 4. Un parco del Consiglio, per esempio, la foresta del Consiglio. Allora, intanto sono contento che finalmente sia arrivata una femmina a mettere in ordine un po' le robe, giusto? Giustissimo, finalmente una donna, la prima pantera, prima di quella che si è diffusa nei colli, che ha presidiato questo meraviglioso territorio, questi 15 comuni che, come racconta questa villa, vengono toccati dal cielo. Il binomio natura-cultura, qui ci sta tutto, qui ci sta tutto. Ecco, cosa dobbiamo fare? Bisogna intanto cominciare a lanciare questa cosa, a far conoscere questa cosa attraverso gli enti locali, attraverso l'associazionismo locale, attraverso le scuole. Abbiamo anche, adesso introdurremo fra poco la Parchi Card, cioè una carta che ci permette di entrare nei parchi, di poter anche acquistare i prodotti dei parchi con dei sconti, stiamo trattando e vedendo come fare, cioè tutta una serie di iniziative affinché questi parchi, queste realtà, queste aree protette vengano veramente vissute anche dagli altri che sono conosciute, e che poi si può anche lanciare. Anche qui possiamo anche pensare a una soft economy, cioè la possibilità di lanciare dei prodotti, la possibilità, una delle cose che stiamo pensando, di mettere un marchio DOC dei parchi, dei vari prodotti che ci sono all'interno dei parchi. Ecco, quindi questa è un'iniziativa che noi la stiamo portando avanti, quindi far conoscere queste realtà. Voi in questo parco state sperimentando nuove situazioni, state sperimentando nuove produzioni nell'ambito dell'agricoltura E non solo, stiamo promuovendo l'utilizzo di energie alternative, soprattutto rinnovabili, partendo dagli elementi che ci ha regalato la natura, l'acqua, il sole e quant'altro. Stiamo promuovendo, appunto, così come Giaffa Bolzano che ci insegna, l'utilizzo della Clean House, della filosofia della Clean House, quindi una casa passiva che sa trovare le proprie risorse da se stessa, quindi promuovendo l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, ma non solo. Oggi parliamo, a proposito di vini, della manifestazione che vogliate rifare tutti quanti gli anni, ed è arrivata oggi all'8ª edizione, ed è i vini Eugani a primavera. Questa nasce come una rappresentazione del territorio euganeo, con tutte le sue sfaccettature. Quindi l'identità pura. L'identità euganea, dove il vino ha il ruolo, oserei dire, principe e principale. Qui andiamo a parlare soprattutto dei vini bianchi. Il fior d'arancio, soprattutto in questi ultimi anni, sta facendo la parte del leone. Sicuramente ci sono molti vigneti sui Colli Euganei, ma questo è un prodotto di nicchia a cui i produttori stanno dedicando molto impegno, sia dal punto di vista tecnico che nuove superfici e nuovi vigneti. Però è un prodotto che offre una serie di abbinamenti e di sensazioni che sono veramente interessanti. Andiamo del corso a Saiaro. Un'ombretta subito. E dopo aver visto il nostro bellissimo territorio dall'alto, finalmente siamo riusciti ad atterrare in un posto stupendo e abbiamo davanti a noi una toia che è un'opera d'arte. Siamo in compagnia di Erminia, la quale ne illustrerà i vari piatti della tradizione, vero? Certo, allora cominciamo subito con un piatto tradizionale che sono questi gnocchi. L'origine del gnocco è padovana e questi gnocchi sono proprio delicati, fatti con erbette di campo, rucola e salvia. Poi passiamo alle pappardelle coi piselli tipiche. Qui bisi, sì, che è una festa famosa. Sì, festa dei visi di Toreia e a festa dei visi anche a Baon. E passiamo dopo al piatto forte tra i primi, che sono i bigoi. I bigoi fatti, questi sono i bigoi a cantinara. Bigoi a cantinara perché? Fatti col bigoaro e fatti a cantinara con carni bianche, con salsicce e salumi. Un'altra roba buona, a sti i fiori qua, chi sarebbero i fiori de spinaro, eccoli qua, o acacia o robinia.
Dopo che abbiamo un'altra frittata di erbette miste, anzi questa ha i scrissioi. Sappiamo che scrissioi? Scrissioi sarebbe il silene bianco dei campi, se ci manca Carletti o Scioppetti. Erminia, qui ho il famoso Schisotto o pinza che appunto veniva fatto in cucina nel focolare sul testo. Ecco, questo è proprio l'origine più antica del pane veneto. Ma schisotto è il pane ideale per cosa? Per sta meraviglia che si deve tagliare Stefano. Questa è la soppressa col filetto, una roba da leccarsi i baffi anche i donne che noi ha, perché per fare questa soppressa il contadino doveva sacrificare il masso intero. Erminia, che hanno altri veneti inedisi, siamo conosciuti in tutto il mondo. Se Pointoni, guarda, un raggio di sole. Questo pare proprio un soe d'oro. Questa è la nostra poenta. No, questi gerufioi, i gerufioi, questi hanno origine più vecchia di questi e di quei. E dopo ripieni di verdurette ed erbette nostre, che se bruscandui, che se scrissioi, che se rucoa. Altra meraviglia. Da dove voglio che partiamo? Lardo. È una roba splendida, un lardo aromatizzato che si può tagliare a fette e gustarsi con una bella fettina di pan. Questo è il re dei salumi, questo è il nostro prosciutto veneto berico euganeo, ma questo è quello de Montagnana, stagionato 18 mesi, una dolcezza infinita. Qua abbiamo una quantità di vini rossi, in particolare il Colli Ugani rosso, che si abbina a tutte queste meraviglie di prodotti che abbiamo da sta parte. De qua invece, come che può notare, abbiamo i vini bianchi, abbiamo il Pineo e abbiamo il Serprino, abbiamo vini bianchi anche molto strutturati che accompagnano questi piatti, ma addirittura abbiamo dei vini bianchi talmente strutturati che puoi accompagnare anche le carni. E dopo tosi e l'olio, olio dei Colli Ugani. Infine i dolci. Allora abbiamo il nostro dolce tipico padovano per eccellenza, il saetto, che ne abbiamo di due varietà. Questo è il classico, fatto con farina gialla di mais, farina bianca, uova, burro, zucchero e uvetta e pinoli. Questa si chiama macafame perché è fatta tutta col pan vecchio, mescola ovi, zucchero e si mette un po' di aromi e soprattutto mandorle e noci. E ora invitiamo tutti quanti gli amici che sei qua a farsi sotto e anche quelli che ne vede da casa di venire, perché vale la pena fare un salto qua sui colli. Avanti carica! Se magna! Insomma, da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che c'è qualcosa di buono e di bello. Questo è il Veneto, tra terra e cielo. Ogni volta ma sempre. Quello che andassi a Monza proprio adesso. Se andavi in Monza prima te li eri puntuale. Ma te magari ti portami il cappuccino. Cappuccino, sempre così. Ma varati, ogni volta che mi alzo sempre so. Dove vetto adesso? Dove si troviamo?
Da qualche parte ci troveremo, ogni tanto teciamo. Va bene. State vivo. Va pian. Va pian. Oggi la nostra mongolfiera ne porta sul Parco Naturale della Lessinia, ma anche oggi un'atmosfera, un ambiente nuovo e diverso. La Lessinia credo che pochi veneti la conoscano. Siamo partiti dalla zona degli alpeggi. Sotto il Monte Tomba. Sotto il Monte Tomba? Sì, quello là è il Monte Tomba, guarda dove c'è l'antenna. L'abbiamo visto prima. E dicevo qua si portano le mandrie al pascolo d'estate e infatti ci sono moltissime malghe e naturalmente l'erba fresca, le essenze fanno sì che il latte di malga sia un latte particolare, non un latte. Ecco qua così è importante tanto la produzione, la quantità quanto la qualità del latte di malga. Sì. Dopo ce ne andiamo a bere magari un bicchierozzo. No, appena... ma che se mi aspetta l'arrivo come volte scorse, mi sa che sarà sagra e festa. Ti sei dato appuntamento con Roberto? Ma robe da matti. No, si parlava, ho sentito che si chiamava Erbezzo, una cosa del genere, oppure Bolca, non so. Ernezzo. Sì. Perché Ernezzo è proprio in una conca molto stretta. E quindi andare ad atterrare lì a Ernezzo sarà un'impresa non facile. Questo ne dà anche modo di dire qualcosa su questo ambiente. È un ambiente di tipo carsico, e infatti che c'è doline, che c'è grotte. C'è una cosa che ho notato, che tutte le case hanno una copertura che è fatta di pietre qua del luogo, che è un calcare, adesso non so se, ma tutte le case, comprese quelle delle malghe, hanno la copertura che non è fatta di tegole o di coppi, è fatta di questa pietra particolarissima che è di questa zona qua. Come si evolve oggi? Come temperatura? Mi pare che la giornata è stupenda intanto. Magnifica, abbiamo questa piccola brezza di montagna che ci porta sui pascoli a una velocità di 6-7 km orari, quindi una bellissima velocità per osservare tutto dall'alto. La temperatura è ottima perché non abbiamo neanche riscaldato molto il pallone, abbiamo circa 70 gradi dentro il pallone. E nel Parco della Lessinia c'è un ambiente particolare, anche particolarmente adatto per la nidificazione di varie specie di uccelli, come per esempio il gallo cedrone, il fagiano di monte, il francolino di monte, la pernice bianca, il gufo reale, il picchio nero, il fringuello alpino e tante altre ancora. Anche geologicamente è un ambiente importante, i fossili per esempio, i fossili di Bolca sono noti in tutto il mondo. Anzi dico Roberto, chissà che si renda utile, va a Bolca a dare un occhio, così magari vi manda delle immagini del museo di Bolca, che è una cosa straordinaria, o addirittura della Pesciara. Siamo in compagnia con Massimiliano Cerato e Erminio Cerato, due generazioni del Cerato, dove continua il lavoro dedicato alla ricerca di questi fossili. Quante generazioni, caro Massimiliano Cerato, da quante generazioni la famiglia Cerato si dedica? 7 generazioni, 7 generazioni che si scava, insomma. Tanto una volta era meno conosciuto perché era mia come adesso, ma è sempre tenuto su lavoro duro, fatica, sì, vero? Sì. Dopo quando si trovava qualcosa di importante allora si sapeva il coraggio di andare avanti sempre. Il museo presenta i fossili, cioè resti o impronte di organismi animali o vegetali vissuti in epoca remota ma contenuti all'interno dei rocci. Qui sono testimonianze di un mondo sommerso, presente qui 50 milioni di anni fa,
quando tutto era a livello equatoriale. Pezzo importante tuo, qua cosa sta? È importante, se parla di angeli, adesso, Pesce Angelo, Sì, famoso. che abbiamo visto qua nel tuo museo, Spapiglio, nel museo che abbiamo visto. Sì, ha visto che Sì. le due qua. Esatto. E poi cosa sei che so che ti hai scoperto anche una roba importante, che sei Il coccodrillo, coccodrillo. dal 46, quello le hanno usato a Verona. Cioè, quando gli dice lavori orbi, sto qua era un vero e proprio lavoro orbo, perché non si sì. sapeva mai, era una pesca, infatti non per niente si chiama la pesciara, giusto? Sempre la pesca, poi sempre con la tensione, stare attenti quando si trova, che si vede l'inizio del fossile, che si vede il segneto, ecco, dopo se lo apre, allora si ciappa la passione di sempre di più, perché si fa fuori qualcosa di importante, allora ecco. Il papà abbiamo capito che ha fatto delle scoperte. Sì. Ti che cosa hai scoperto ti? Ecco, io ho trovato abbiamo trovato il pesce angelo anch'io nell'89, che quando ci penso mi viene ancora i brividi. C'è una zona didattica, specialmente che giù in cava, dove ci sono degli scarti di lavorazione, sono dei piccoli pezzettini di roccia dove i bambini possono aprire le pietre e trovano delle foglie e delle alghe. Allora, ringraziamo i nostri amici della famiglia Cerato, ringraziamo per il loro lavoro e per quello che riuscì a dare da generazioni, diciamo, alla scienza. Comandante, le ghiacciare. Le giassare erano... Non so se è una roba che c'era anche in altri posti, comunque succedeva che qua d'inverno, ma parliamo all'inizio del secolo, all'inizio del secolo i contadini andavano a segare il ghiaccio da questi laghetti, blocchi di ghiaccio, e li conservavano in queste camere protette all'interno della terra, sottoterra, e riempivano queste camere sino all'orlo e poi le chiudevano ermeticamente. Intanto dobbiamo dire che a Mongolfiera va solo su e giù, si può manovrare soltanto in senso verticale, va dove ne porta il vento, non sappiamo dove che andremo a finire, dove che atterreremo, e quindi cercheremo di guidarla soltanto andando in cerca dei correnti in quota. Andando in cerca delle correnti in quota, sì. Più si va in alto più sono veloci. In basso avevamo 2 km/h, qua abbiamo 12 ormai, e quindi la nostra rotta è ben definita qua. Guarda il cervo, hai visto? Tra i tanti siti interessanti del Parco Naturale della Lessinia ricordiamo le cascate di Molina, Covolo di Campo